Stranieri impertinenti che importunano e sottraggono dalle mani dei cittadini materiali che dovrebbero essere distrutti e posti al riciclo. Ieri la denuncia di un cittadino ai nostri microfoni con altre testimonianze simili, giunte anche nella mattinata di oggi in redazione. Il copione è sempre lo stesso. I cittadini arrivano per smaltire gli oggetti che vogliono vengano distrutti per poi essere riciclati. Invece, non appena li depositano nello spazio di conferimento all'interno dell'area recintata e sotto lo sguardo degli operatori di Contarina, un piccolo esercito di extracomunitari nulla facenti se li prendono, rispondendo anche in malo modo alle proteste dei cittadini. Una situazione di illegalità e insicurezza per la quale di fatto Contarina alza le braccia. L'istruzione che viene data agli operatori è quella di invitarli ad uscire, ma più di questo non possiamo farli perché poi ne va anche della salute e della sicurezza degli operatori che operano nell'ecocentro e che sono lì per lavorare. Quando succedono queste cose vengono avvisate le forze dell'ordine e se intervengono questi possono allontanarsi. Succede però che si allontanano per un breve tempo, poi ritornano. C'è anche un servizio di sorveglianza, però itinerante nei 54 centri di raccolta, quindi l'unica soluzione sarebbe una presenza fissa di un agente privato o di un vigile della municipale a tutela di cittadini e operatori. Da qui l'appello di Contarina a Cassugana e agli altri comuni che ospitano i principali centri di smaltimento rifiuti ingombranti. Cercare di limitare l'afflusso di extracomunitari all'ecocentro e questo si può fare solamente chiamando e chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine, come già facciamo noi.